Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz E da Kilian. Oggi proviamo a ricostruire insieme a Kilian le punte di freccia del suo corredo. Come ognuno di noi, lui ricostruisce una tomba specifica di Cividale, la sua è la numero 14 della necropoli di Gallo, e dopo alcuni anni di pausa a causa università riprendiamo il suo progetto. Vediamo un po' cosa ne salta fuori. Utilizzeremo come sempre carbone di legna, perché è compatibile con quello utilizzato all'epoca, ma lavoreremo sulla forgia moderna e quindi non avremo nessuno ai mantici, ci sarà un soffio elettrico. Buona visione, mandi! Musica. Vediamo se basta uno. Ho detto tu la mascherina. No, non lo so. Pronti? Patatine. Bene, eccoci qui dopo 4 ore abbondanti di forgia. Kilian ha provato a lavorare alla freccia, c'è stato un problema con l'innesto col cannone dove si infila l'asta, quindi ha lavorato per un po' su quella e poi ha ripiegato su il coltellino della sua tomba, un coltellino molto sottile, probabilmente affilatissimo, ma un coltellino d'uso, quindi niente che riguardi di scrama, sax o altro, un oggettino per tutti i giorni, che ha aggiunto a quello che sta ricostruendo il suo corredo. Una punta di freccia comunque ci è venuta, come vedete è piuttosto ignorante, piuttosto grande, ma vi farò vedere delle immagini della teca in cui sono esposte queste frecce, ce ne sono alcune veramente importanti se paragonate le proporzioni alla spada. La spada è lunga 80 cm e larga fra i 4 e i 5, quindi immaginate che qui parliamo di circa una decina di centimetri abbondanti. Bene, grazie per aver visto anche questo video in cui ci facevamo male, imparavamo nuove cose. Alla prossima e mandi!